Preside, oggi importante giornata dedicata alla legalità, continuano la serie nei vari plessi, insomma un impegno a cui lei ci teneva tanto anche a fine anno scolastico. Sì, oggi concludiamo la settimana della legalità iniziata giorno 20 con la presenza di Sua Eminenza il Vescovo d'Agrigento Damiano e oggi concludiamo questa giornata con la scopertura delle targhe in memoria di Guazzelli, Livatino e Saetta, tre eroi che si sono battuti per la legalità e che tutta la scuola ha voluto commemorare a ricordo perenne del lavoro svolto e che siano sempre da esempio per le giovani generazioni. Giornata importante all'Istituto Relli Montalcini con diverse iniziative sul tema della legalità nei vari plessi, oggi qui al plesso centrale, anche con la sua presenza e la presenza di tantissime autorità a chiusura di un anno scolastico. Oggi abbiamo l'ulteriore conferma di quanto il mondo della scuola lavori in silenzio e con grande dedizione su questi temi che sono fondamentali per la crescita dei nostri ragazzi. Oggi si conclude un percorso che tra l'altro ha visto proprio l'ultima settimana fortemente impegnati tutti i docenti e tutto il personale, ma io credo che oggi si mettano altri semi, ne ho parlato in altre circostanze, altri semi per far sì che i ragazzi che frequenteranno anche questa scuola troveranno dei segnali importanti su cui poi riflettere. Questi nostri esempi provinciali, chiamiamoli così, di queste figure che sono morte tanti anni fa, ma che ancora oggi con il loro insegnamento ci indicano la via da seguire, che è l'unica via, che è quella della correttezza, del rispetto delle regole e della legalità. Falcone e Borsellino, due stragi nel giro di pochi giorni, sono esempi da seguire, anche qui nelle scuole diciamo si assurgono a valori per la legalità. Ma la memoria di quello che è successo non è un esercizio retorico e vuoto, se così fosse veramente avremmo perso la partita. È invece un dovere che noi abbiamo nei confronti delle giovani generazioni per far capire loro che c'è un'altra strada da seguire. Io dico sempre, ho detto in tante circostanze, nella vita ci sono sempre due percorsi, uno che va verso il bene e uno che va verso il male. Allora, questo ricordo che non è un ricordo, ribadisco, retorico e sterile, ma è presentare ai nostri ragazzi modelli di vita che hanno costituito veramente anche una svolta per la nostra società. Ricordiamoci che dopo le stragi del 92 c'è stato veramente un cambio di passo, un cambio di rotta e una presa di coscienza civile della nostra Sicilia che continua tutto.